Sono state le colonne collocate all'impocco della via sacra ad attirare l'attenzione accendendo le critiche di chi proprio non sa farne a meno. Secondo l'opinione di molti, invece, se c'è qualcosa su cui essere in disaccordo è la città blindata anche nei luoghi lontani dall'evento organizzato dagli stilisti Dolce e Gabbana ai templi. Se va bene la chiusura della via passeggiata archeologica e della panoramica, sembra una forzatura, infatti, chiudere anche strade che servono a muoversi e che nulla hanno a che spartire con gli eventi. È il caso della via Luca Crescente o peggio del viale Alberato. Insomma, a parte le polemiche anche stupide su tutto quanto succede in città, questa del traffico stravolto ogni qualvolta si organizza qualcosa comincia davvero a pesare, anche perché purtroppo Agrigento, e lo sanno bene o dovrebbero saperlo gli addetti alla viabilità del comune, si ritrova con strade alternative che non sono per nulla facili da percorrere e non idonee ad accogliere il grande traffico. Basterebbe, prima di stabilire percorsi improvvisati, studiare al meglio le soluzioni, in modo da agevolare i cittadini e non penalizzarli sempre. Intanto l'augurio è che Agrigento con Dolce e Gabbana possa davvero avere una splendida vetrina mondiale.